Presidente, allora i conti sono a posto? Giudizio di A parificazione, cosa postissimo, dice? a La postissimo, parifica no, no, è andata bene, l'udienza è andata bene, hanno parificato, la Corte dei Conti ha parificato il nostro bilancio. Devo dire che siamo i primi in Italia ad aver parificato il bilancio 2020. Particolarmente apprezzati dai magistrati contabili i risultati finanziari dell'amministrazione, in particolare quanto fatto dal 2016 ad oggi sul risultato di gestione, amministrazione, indebitamento e sui tempi di pagamento. Sui derivati la Corte indica di mantenere una costante e vigile attenzione sull'andamento dei mercati. Conti a posto, dunque, dove a pesare soprattutto una voce su tutte. La pandemia in assoluto, il tema della pandemia è stato un tema importante, un tema che ha pesato per un fatto di bilancio e anche organizzativo, quindi si è parlato molto in questa parifica anche dei conti della sanità, e il fatto di aver vagliati e passati i conti della sanità dalla Corte dei Conti e averli approvati per l'esercizio 2020 è un bel risultato. Il tema dell'aggravio della spesa sanitaria legata al Covid in primo piano nel corso di tutta l'udienza, argomento che andrà posto nella prospettiva di una promozione complessiva sul bilancio della sanità, che come noto occupa con i suoi oltre 9 miliardi i 2/3 dell'intero bilancio regionale, così sempre Zaia. Il rendiconto 2020 della Regione del Veneto evidenzia infine entrate per oltre 15 miliardi e 200 milioni di euro e impegni di spesa per oltre 14 miliardi e 900 milioni di euro, con un fondo cassa al 31 dicembre 2020 totalizzante più di 1 miliardo e 300 milioni di euro. Si è tolto più di qualche sassolino dalla scarpa, diciamo. Insomma, se qualcuno ha qualcosa da dire, vorrà dire che non è d'accordo con la Corte dei Conti.